Bentrovati telespettatori di Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Apriamo ufficialmente la trasmissione aspettando i Penalty Awards, raccontando le passate edizioni e conoscendo anche i personaggi di questo comune della provincia di Catania che ospita questa nona edizione dell'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la nona edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico. Un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022. Penalty Awards 2022 nona edizione, lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici. Siamo con il sindaco di Belpasso, la sede di questa nona edizione dei Penalty Awards 2022. Il sindaco Daniele Motta, ben contenti di tornare di nuovo a Belpasso dopo la bellissima esperienza del lontano 2017. Sì, assolutamente, noi siamo felici e onorati di ospitare nuovamente questa manifestazione così importante. La cornice sarà il nostro teatro, che è una parte storica della nostra Belpasso, e ospiteremo con piacere tutti i personaggi famosi del calcio siciliano, ma anche nazionale. Siamo pronti anche ad assistere ad uno spettacolo di contorno alla premiazione. Tutto questo ci fa venire in mente finalmente l'arrivo dell'estate con il divertimento e in questo caso Belpasso so che si sta preparando per una bellissima estate piena di spettacoli ed altro. Eh sì, dopo 2 anni di pandemia e 2 anni di restrizioni, quest'anno spero che sia l'anno buono per poter far ripartire gli eventi, anche perché la gente ne ha bisogno. C'è stato questo senso di oppressione durato troppo tempo e speriamo che veramente mai si ritorni a quelle diciamo, tragiche immagini che abbiamo visto in passato. Quindi speriamo di rinascere, di ripartire e come il simbolo della nostra Belpasso cerchiamo di risorgere migliori dalle nostre ceneri. Il connubio sport e politica è un connubio che deve per forza sempre migliorarsi giorno dopo giorno. Il percorso di Belpasso certamente è attivo, operativo. Sì, sullo sport siamo particolarmente attivi, non solo sul calcio, ma insomma Belpasso è famosa per tanti altri sport, rugby, tennis, pallavolo, pallacanestro, ci sono tante realtà, anche la box, ci sono tante realtà che sono vive e presenti. Purtroppo la politica non come il passato può aiutare queste società, le casse non sono quelle di una volta, ma noi per tutto quello che possiamo fare cerchiamo di dare una mano allo sport e per farlo sviluppare sempre di più nella nostra Belpasso. Quale può essere la migliore cartolina per chi vuole venire a Belpasso e chiaramente anche ad assistere all'evento di giorno 20 giugno? La cartolina personale del sindaco Daniele Motta. Ma Belpasso da parecchio tempo stiamo investendo in cultura. Belpasso abbiamo lanciato il brand Città delle 100 sculture, quindi invito tutti, oltre a venire a seguire i penalty, a visitare la nostra città, a visitare le nostre sculture e siamo in un work in progress per un museo all'aperto. Vogliamo raccontare Belpasso e lo facciamo con una clip straordinaria. Con un territorio che si estende dalla piana di Catania fin quasi alla sommità dell'Etna, Belpasso è uno dei comuni più estesi della provincia. In prossimità dell'abitato vi sono grandi coltivazioni di fico d'India che, grazie all'origine vulcanica del terreno, sono particolarmente prelibati. Il tessuto urbano di Belpasso è detto la scacchiera dell'Etna
per la perfetta perpendicolarità tra le strade del paese. Ce ne rendiamo conto osservandole dall'alto del campanile della Chiesa Madre, dedicata a Maria Santissima Immacolata. All'inizio di agosto, proprio di fronte alla chiesa, sfila un interminabile corteo di centauri. Inizia da qui la loro scalata dell'Etna, un motoraduno a cui partecipano migliaia di motociclisti da tutta Italia. A sera sarà un'altra meno profana festa ad animare queste vie, ma ne parleremo tra poco. Prima che tramonti il sole, è opportuno fare un salto al tempietto dedicato alla Madonna della Roccia. È stato edificato nel 2000 esattamente nel luogo dove dal 1986 iniziarono le apparizioni della Vergine. Poi fate un salto alle Salinelle di San Biagio, piccoli vulcanelli sulfurei che si ergono sul terreno argilloso, dando origine ad una morfologia superficiale del tutto particolare. Tornando in paese, ammirate gli artigiani. Carretti siciliani e lavori in pietra lavica sono di grande pregio. Ma è finalmente sera, ora di dedicarsi al culto della Santa Padrona, Lucia. Per le vie del centro sono stati posizionati i carri allegorici. Si aprono, svelando una coreografia di personaggi storici e comparse che animano il ricordo e confermano la devozione. Immancabili i fuochi a chiusura di questa calda giornata di agosto. Non perdete l'appuntamento con Belpasso. Buon viaggio! Terra nera, bruci l'aria, giorno e notte, mai da sola. Quando arrivi, fai rumore,
Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete ancora con Aspettando i Penalty Awards. È il momento adesso di conoscere le nomination di questa nona edizione dell'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano.
Penalty Awards 2022. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.
Penalty Awards 2022.
gente che non fanno altro che malu parlare. Forse perché non hanno niente di buono che fare. Ci sono tanti gente che con le parole fanno ancora più male. Spaccano di l'ossa, scortano tu cuore, la sanno di ammaliare. Fazzo ne sciri lo vento, lo fan su volare. Vanno giù paesi a cui non vuoi. Malo parlare, solo malo che fare, non mi fa buono campare. Mi fa solo stare male, senza parole, ma coscienza può salvare. Malo parlare, solo malo che fare, non mi fa buono campare. Mi fa solo stare male, senza parole, ma coscienza può salvare. Meglio parola che non si dice detto da oggi tempi che non saccio quei cofici mi cercano sciati pere monno ma che non drucca davvero ma vai detto quel che sogno sono coppi di pistola cento volte ste parole si dite con una lingua che battono i denti d'oli si parlano caucca senza connettire cori a parole di consulta non risulta e cacci mori Fazzo ne sciri lo vento lo fa su volare hanno a giù paesi a cui non vuoi malo parlare sul malo che fare non mi fa buono campare mi fa solo stare male senza parole ma coscienza può salvare malo parlare solo malo che fare non mi fa buono campare mi fa solo stare male senza parole ma coscienza può salvare a bola parola già fuori a terra si piso c'è una panna che musica suona venghino prego signori cantano musica antica chattono temi di vita ballano cui si avvicina guerra c'è solo per invidia i parole son buttanti per cui sa usare i parole son muttate sanno camminare ma c'è gente che fa niente per malo che fare la paucca solamente per malo parlare solo malo che fare non mi fa buono campare mi fa solo stare male senza parole ma coscienza può salvare malo parlare solo malo che fare non mi fa buono campare mi fa solo stare male senza parole ma coscienza può salvare Direttamente dalla sala consiliare del comune di Belpasso chiudiamo la puntata odierna di Aspettando i Penalty Awards. Vi diamo appuntamento domani come al solito alle 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la 9ª edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico. Un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022. Penalty Awards 2022 9ª edizione, lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre.
Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici. Una delle tante meravigliose chiese di Belpasso, questa location meravigliosa che ospiterà questa nona edizione dei Penalty Awards, l'evento più atteso proprio del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto lunedì alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio. È un evento a cui voi tutti non potete mancare. Vi aspetto.